Noventa di Piave è il primo comune del Veneto orientale del territorio dell'USL 4 a ricevere il riconoscimento di comune attivo, un bollino dato dalla Regione per quelle amministrazioni comunali che promuovono la pratica sportiva e quindi la promozione della salute. Questo è un riconoscimento che viene dato ai comuni che hanno dimostrato di avere già dei requisiti sia come progetti, iniziative, programmi, sia anche come rigenerazione urbana che facilitano l'attività fisica, l'attività motoria della loro popolazione, dei loro concittadini. Attività e programmi, eventi che sono rivolti a tutte le fasce di età. Far parte della rete dei comuni attivi è molto importante perché è una rete regionale, permetterà ai comuni di poter mettere con partecipazione le buone pratiche per aumentare l'attività fisica dei loro cittadini ed essere supportati anche dalla Regione rispetto a iniziative che aiutano in questo senso. Sono tante le iniziative che Noventa ha promosso in questi anni per poter ottenere il riconoscimento di comune attivo. Tra queste c'è anche la gratuità per i certificati di pratica sportiva per gli over 65, ci sarà un prossimo percorso vita nel parco di Via Guaianette per la pratica sportiva e poi il pedibus con le scuole, ma c'è anche una iniziativa in cui il comune di Noventa è il primo del territorio del Veneto orientale. Sentiamo quale. Il comune ha fatto da tramite su questo progetto regionale, secondo me molto interessato, della palestra della salute, e quindi diciamo pre-pandemia già c'erano stati contatti con il Dipartimento di Prevenzione e con la palestra che abbiamo qui in paese, quindi la palestra Santa Monica, che era fortemente interessata a questa tipologia di intervento. Quindi abbiamo messo insieme un po' le forze, abbiamo fatto un po' di squadra e effettivamente i requisiti dal punto di vista dell'accreditamento della struttura e poi della qualità del personale, la formazione del personale che è stata fatta con l'unità riabilitativa cardiologica di Jesolo, praticamente la Regione ha riconosciuto la qualifica di palestra della salute ed è, e anche questo secondo me è un motivo di vanto, devo dire, la prima palestra del Veneto orientale che è palestra della salute. Accanto a questo ci sono tutta una serie di iniziative che servono a far star bene le persone, a migliorare con poca cosa, con piccole azioni quotidiane, la qualità della vita della comunità e quindi delle persone. Sindaco Claudio Marianna, primo comune del Veneto orientale a ottenere questo riconoscimento, è un risultato che parte da lontano. Assolutamente sì, parte almeno 10 anni fa, ancora con l'ex sindaco Nardese, che ringrazio personalmente perché sono tutte attività che lui per primo ha coordinato nel nostro territorio. È un premio dove ringraziamo la Regione e l'AS4 per avercelo assegnato, ma soprattutto anche faccio i complimenti a tutta la squadra, a tutto lo staff per i risultati ottenuti perché non sono di poco conto.